Ben ritrovati dalla redazione. Una multa di 7.000 euro per maltrattamento e detenzione incompatibile di 83 animali tra cani, capre e pecore. Tra questi c'erano 15 cani, tra cui una madre e i suoi 5 cuccioli tenuti in condizioni terribili, in mancanza di cibo e acqua, tanto che la povera cagnolina ha perso la vita dopo essere stata presa in carico da un veterinario. L'uomo che aveva una tenuta abusiva a Trieste è stato condannato e i cani sono stati dati in affido. La notizia è stata riportata dall'OIPA di Trieste, Organizzazione Italiana Protezione Animali, le cui guardie zoofile hanno denunciato l'uomo in seguito a segnalazioni risalenti al 2023. Insieme ai cani tutti sequestrati c'erano numerosi altri animali, anche non convenzionali, detenuti in cattive condizioni con ferite in mancanza di cibo e acqua. 9 milioni in arrivo dalla Regione per la tutela dell'ambiente e del territorio e tra questi 3 saranno destinati a interventi straordinari di dragaggio di protezione della costa che a Trieste interesseranno Barcola e l'area della Sacchetta. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. È partita la tratta marittima Trieste-Grado come annunciato dal sito del TPL-FVG. La nave ha levato gli ormeggi dal Mollo Audace, una partenza che arriva a stagione già avviata, visto che il servizio era stato inizialmente annunciato a partire da maggio. L'aggiudicataria dell'appalto è la società Navisarda, con la motonave Nereos, dopo una gara quantomeno complessa, dato il pre-ricorso avanzato da un'altra compagnia esclusa dall'appalto. La nuova tratta, ad ogni modo, è ufficialmente attiva ed è possibile raggiungere da Trieste l'Isola del Sole in un'ora e mezza, con la possibilità di portare le bici, evitando il traffico veicolare. Un piccolo squarcio si apre tra le nubi che si addensano sulla Triestina. Un pertugio nel muro della proprietà americana, probabilmente frutto del furibondo pressing attorno alla proprietà da parte della città politica e i tifosi, per una vendita immediata dell'Unione. Da parte di Ben Rosenzweig ci sarebbe infatti una timida apertura a discutere di un'eventuale cessione della Triestina, presa in considerazione l'ipotesi, anche perché i compratori non mancherebbero. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere poco nuvoloso, nel pomeriggio però probabili rovesci temporali sparsi sulla zona montana che in seguito potranno interessare la pianura e la costa. Venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, le massime fra 24 e 27, sulla costa minime fra 18 e 21, massime fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.